Bellunesi nel mondo on air, un programma in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel mondo. Ma tornò, sto Veneto ne para un paradiso. Coordinamento di Marco Crepaz. Produzione Radio Più, emittente a Gordina. Bellunesi nel mondo on air. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e benvenuti alla nuova edizione di Bellunesi nel mondo on air. Le notizie di questa settimana. I Veneti nel mondo saranno nel Consiglio regionale? Un'importante seduta del Consiglio direttivo. Il Rotary premia docenti universitari bellunesi. Vota Christian Lira. L'identità multiple degli italiani a Bruxelles. E dalla Biblioteca dell'Immigrazione Dino Buzzatti, Emigrazione Italiana 2011. Cominciamo con la prima notizia. I Veneti nel mondo saranno in Consiglio regionale? Ecopositiva nelle nostre comunità all'estero ha suscitato la proposta, la quale prevede l'attribuzione di un rappresentante eletto dai veneti residenti all'estero in Consiglio regionale. La proposta ha suscitato il plauso dell'Associazionismo Veneto nel mondo, che si augura che essa non incontri ostacoli nel proseguimento del percorso legislativo. Ricordiamo che da anni le associazioni venete di immigrazione, in particolar modo in occasione delle riunioni della Consulta regionale, hanno espresso la richiesta di una rappresentanza dell'immigrazione a Palazzo Ferrofini. Inoltre, nell'agosto dello scorso anno, in occasione della visita della Commissione Statuto in provincia, la BM ha presentato a tale scopo alla stessa associazione un documento, da tempo consultabile sul nostro sito internet www.bellunesinelmondo.it, contenente anche altre significative proposte per il nuovo statuto regionale. Un'importante seduta del Consiglio direttivo. Largo spazio della riunione al Consiglio direttivo dell'Associazione, che si è tenuto lo scorso 28 aprile, è stato riservato all'esame del consuntivo 2010 e al preventivo 2011, bilanci che, ora, dopo l'ok del Consiglio, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea in programma a fine luglio. È stato constatato con piacere come il consuntivo 2010 abbia in buona parte recuperato il disavanzo dell'esercizio precedente. Preoccupazioni invece sono state espresse sul preventivo 2011, soprattutto per la riduzione dei contributi di Stato e Regione sul mensile Bellunesi nel mondo, riduzioni che, aggiunte a noti incrementi che hanno subito le tariffe postali per la stampa, potrebbero infierire certamente un colpo alla stabilità finanziaria dell'associazione. Il Consiglio ha quindi formulato alcune proposte di iniziative su cui chiedere il contributo alla Regione sul programma 2011 della legge regionale 91-2003, che riguardano le attività culturali, la scuola, i soggiorni anziani, informazioni e scambi imprenditoriali, ove peraltro con rammarico si è deciso di rinunciare a progetti per i giovani dati i gravosi adempimenti burocratici richiesti. Il Rotary premia docenti universitari bellunesi. Come si ricorderà, in occasione della scorsa edizione del premio ai bellunesi che hanno onorato la provincia in Italia e nel mondo, un evento promosso dalla provincia di Belluno con il concorso dell'Associazione Bellunesi nel mondo e del Rotary Club provinciali, che si è svolto a Belluno nel dicembre 2010, dal Rotary di Belluno furono premiati numerosi docenti universitari bellunesi che occupano posizioni di prestigio negli atenei italiani. Quanti in quell'occasione non poterono essere presenti, giovedì scorso 28 aprile sono stati premiati al centro Giovanni XXIII di Belluno, con una semplice ma significativa cerimonia coordinata dal presidente del Rotary, Maurizio Busatta, che ha nuovamente ricordato quanto importante sia per la provincia questa bellunesità di prestigio che si esprime nei livelli più alti della scuola italiana. Tra i premiati, ognuno dei quali ha accennato alla sua attività e al rapporto che lo lega sempre a Belluno, particolarmente simpatica è la testimonianza di Gianfranco Sartori, professore ordinario di fisica dell'Università di Padova, che ha raccontato anche con particolari gustosi come negli anni 70, docente presso l'Università di Ginevra, sia stato attratto dalla bellunesità della locale famiglia della BM, alla quale è rimasto poi per parecchi anni molto legato. Vota Christian Lira. Christian Lira, un nostro bellunese nel mondo, sta partecipando ad un concorso per nuove idee di impresa, niente po' di meno che in Inghilterra. La selezione sarà fatta via web
per cui vi chiediamo di collegarvi al sito www.takenonsmallstep.co.uk e cliccare sul Southwest e poi cercare l'IRA nelle keywords. Ripeto, il sito è www.takeonesmallstep.co.uk e cercate poi l'IRA. Poi naturalmente lasciate un commento perché questo è molto importante per il raggiungimento del traguardo più alto da parte di Cristian. Un in bocca al lupo, Cristian. L'Istituto Italiano di Cultura e la Società Dante Alighieri, Comitato di Bruxelles, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, promuovono un ciclo di film dal titolo Le identità multiple degli italiani, a cura della professoressa Beatrice Barbalato. Le proiezioni, che sono a ingresso libero, si terranno nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura, numero 38 Rue de Livorno, nei giorni 4, 10, 17 e 24 maggio, alle ore 19. I film che verranno proiettati sono Ma che storia, di Gianfranco Pannone, mercoledì 4 maggio, Siamo donne, un film collettivo, martedì 10 maggio, L'orchestra di Piazza Vittorio di Agostino Ferrente, martedì 17 maggio, e Dreaming by Numbers di Anna Bucchetti, martedì 24 maggio. Tutti questi film per ricordare la multiculturalità dell'Italia e soprattutto le varie sfaccettature dell'essere italiano. Naturalmente non è andare dietro l'angolo, ma chi si trovasse a Bruxelles in questi giorni ha una buonissima occasione per sentirsi sempre più italiano. E dalla Biblioteca dell'Immigrazione Dino Buzzati, Emigrazione Italiana 2011. E passiamo ora al nostro ultimo spazio dedicato alla Biblioteca dell'Immigrazione Dino Buzzati. Rinnoviamo anche quest'anno a tutti gli appassionati di immigrazione e agli italiani nel mondo a non tralasciare di leggere i rapporti annuali della Migrantes, quello del 2010, che è il quinto nella ricchezza di informazioni e di dati e nell'attento esame delle più comuni tematiche della grande realtà di un'altra Italia nel mondo, costituisce sempre una ghiottissima occasione di conoscenza e di arricchimento. Nelle 5 sezioni del volume noi troviamo una serie di notizie, di problemi e di riflessioni sull'attuale presenza degli italiani nel mondo, che per fortuna oggi, insieme appunto al problema dell'immigrazione, sta riscuotendo maggiore interesse. Per informazioni e acquisti vi invitiamo a rivolgervi al Centro Studi e Ricerche IDOS in via Aurelia 796 00165 Roma. Vi diamo un numero di telefono che è 06 6651 4345, il fax che è sempre 06 6654 0087 e la mail che è idos@rapportoitalianinelmondo tuttattaccato.it. Il tempo a nostra disposizione volge al termine. Da parte di Costanza l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Per maggiori informazioni ecco il nostro indirizzo di posta elettronica info@bellunesinelmondo.it oppure chiamateci allo 0437 94 1160. Vi ricordo che siamo anche su YouTube nel canale dei video www.youtube.it/bellunesinelmondo. Allora da Costanza è tutto, una buona giornata. Bellunesi nel mondo on air, un programma in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel mondo. Ma tornò, sto Veneto ne paradiso. Coordinamento di Marco Crepaz. Produzione Radio Più, emittente a Gordina. Bellunesi nel mondo on air.